Le locali del DM Componenti Rio, in maglia blu con spalline bianche, allenate da Federica Vezzù ed Elisa Salvetti, schierano il capitano Sofia Calore alzatrice, Cristina Polato opposto, Federica Viale e Silvia Cecconi schiacciatrici, Valentina Viotto e Fanny Cesari centrali, Manuela Valese libero. Le ospiti del volley cartigliano in maglia bianca, guidate da Roberto Garbo e Stefania Urbanette, giocano con l'alzatrice Giulia De Zottis, l'opposto Chiara Baggio, il capitano Cristiana Parenzana e Lucia Sec schiacciatrici, Claudia Zanardello ed Elena Bertolin centrali, Sandy Pellizzari libero. La gara prende vita nel segno dell'equilibrio, Viale e Cecconi replicano agli attacchi vincenti di Parenzana e Baggio, le squadre lottano su ogni pallone e il punto a punto continua fino al 12 pari, quando le ospiti accelerano e assestano un pesante break di 8 punti, imponendosi a muro e con una serie di contrattacchi vincenti dell'esperta Parenzan e di Chiara Baggio, lucida e precisa. Il cartigliano scappa via sul 20-12, il Rio riesce soltanto a limitare i danni avvicinandosi sul 23-18, ma le vicentine vanno a segno anche con le centrali Zanardello e Bertolin, conquistando comodamente la prima frazione per 25-19 col contrattacco vincente di Cristiana Parenzan. Federica Vezzù fa entrare la giovane Francesca Maritan per la Polato. Il Rio cresce a muro finalizzando in contrattacco con la neoentrata Maritan, che si mette in luce dimostrando una buona varietà di colpi, spingendo le padovane sul 6-4. Il cartigliano però sfrutta le frecce al proprio arco colpendo più volte con Baggio e Parenzan. Buono anche l'apporto della centrale Zanardello. Sul 13-11 le ospiti cambiano marcia e producono un break di 5 punti neutralizzando le conclusioni del Rio, colpendo quindi in contrattacco con Lucia Sec e Chiara Baggio, che proiettano le vicentine sul 18-11. Nel Rio Giorgia Lorenzi sostituisce la Cecconi. Le locali reagiscono con veemenza mettendo in difficoltà la ricezione avversaria col servizio della Cesari. Spinto da Viotto e Lorenzi, il Rio sfiora l'aggancio sul 23-21, ma il cartigliano trova il guizzo vincente con la neoentrata centrale Marco Nato, aggiudicandosi il secondo set per 25-22 col preciso diagonale della Parenzan. Il Rio riparte con Maritan e Lorenzi confermate al posto di Polato e Cecconi. Fin dai primi scambi della terza frazione si nota un certo rilassamento tra le ospiti. La ricezione del cartigliano perde sicurezza. L'attacco fatica a superare il muro del Rio. Sul 6-5 le locali prendono l'iniziativa e colpiscono con Giorgia Lorenzi. Per contro le vicentine si disuniscono sbagliando troppo in attacco. Il Rio vola sul 12-5, poi incrementa il gap sul 15-6 con le azioni vincenti di Viotto e Viale. La Parenzan si prodiga a far punti spronando le compagne, ma nella seconda metà del set si assiste al tracollo del cartigliano. La ricezione salta, le alzate imprecise della De Zottis penalizzano le attaccanti, che naufragano in un mare di errori, mentre il Rio chiude in scioltezza il terzo parziale per 25-12 col contrattacco vincente di Francesca Maritan. Rinfrancate dal felice esito del terzo set, le ragazze del Rio ripartono cariche, spinte dalla Maritan. Il muro padovano aiuta la difesa, dove si mette in luce la Valese, libero di grande esperienza. Le squadre lottano palla su palla, rimanendo incollate per l'intera frazione. Tra le ospiti, oltre alla straordinaria Parenzan, bene la Sec. Buona prestazione corale del Rio, con una menzione speciale alla regia di Sofia Calore. L'alternarsi di sorpassi e controsorpassi prosegue fino alla fase cruciale. Le locali guadagnano un importante mini break sul 20-18, ma una serie di attacchi errati di Maritan e Lorenzi ribalta la situazione a vantaggio del cartigliano, che si porta avanti sul 23-21, procurandosi quindi 2 palle match consecutive sul 24-22. Un attacco vincente della Viotto e un ace della Maritan ristabiliscono la parità. Le ospiti hanno un'altra chance sul 25-24, sciupata da un brutto errore della Pellizzari. La stanchezza si fa sentire da ambo le parti, sbagliano anche Bertolin e Maritan. Sul 26 pari il Rio infila i colpi decisivi, dapprima con l'impeccabile contrattacco della Viale, poi col muro vincente di Calore e Cesari sulla Parenzan, prolungando l'incontro al tiebreak. Le ospiti, guidate da Cristiana Parenzan, ritrovano lucidità e precisione in prima linea, portandosi in vantaggio sul 5-2, complici 3 attacchi errati delle ragazze in blu. Il Rio, forse pago del punto guadagnato, sembra accusare la fatica più del cartigliano. La Lorenzi va a segno da posto 4, ma la difesa locale viene bucata dalla Baggio e dalla fast della Bertolin, che mandano le vicentine al cambio di campo avanti sull'8-4. La situazione del Rio precipita, la battuta della Sec si stampa sulla linea di fondo campo, l'attacco padovano ha le batterie scariche producendo innocue pallette, neutralizzate facilmente dal cartigliano, che risponde con la micidiale Parenzan, allungando sul 10-4.
La schiacciata fuori della Lorenzi è il preludio alla resa del Rio, che cade sotto i colpi di Bertolin e Parenzan. Il capitano delle biancazzurre sale in cattedra, piazzando con maestria 3 palloni nelle zone scoperte della difesa locale, l'ultimo dei quali dà la vittoria al Cartigliano, fissando sul 15-5 il finale del tiebreak. Non siamo stati costanti, quella è stata la prima cosa. Abbiamo fatto delle cose molto belle per poi rinunciare magari a delle azioni più facili, a regalare molti punti che secondo me non dovevamo regalare. Nonostante la sconfitta siamo riusciti a portare a casa un punto, è stata una cosa positiva per la classifica. Peccato i primi 2 set dove non siamo state molto incisive e anche l'ultimo set dove abbiamo proprio mollato. E speriamo appunto nel proseguito nel campionato di portare a casa più punti possibili per la nostra salvezza. Abbiamo recuperato un punto in una partita quasi persa contro la terza in classifica e questo mi fa ben sperare anche per il proseguo del campionato. Un campionato che ci ha visto in grande difficoltà dal punto di vista fisico, abbiamo subito fin da settembre infortuni alle atleti importanti e non siamo mai riusciti a mettere in campo sempre la stessa formazione. Abbiamo circa 250 atleti che va dal mini volley alla Serie D, poi abbiamo anche 2 squadre amatoriali, abbiamo il femminile e il maschile, quindi anche quest'anno abbiamo inserito il maschile e quindi è una buona realtà che sta crescendo e siamo, posso dire tutti quanti, euforici anche del momento in cui si vive.